Un ospite d'eccezione ad Artigianato Vivo 2016, Mario Pozza. Possiamo dire lascia e raddoppia. Lascia Confartigianato ma raddoppia con ben due presidenze della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. Sì, abbiamo questo nuovo ruolo e quindi lo mettiamo a disposizione dell'economia trevigiana e dell'economia bellunese, un'economia che è la sesta in Italia e quindi per Treviso e per Belluno un matrimonio che porta bene. Per le Camere di Commercio cosa significa Artigianato Vivo? Ma per per la Camera di Commercio Artigianato a Vivo è la più importante manifestazione che c'è nei due territori, che mette in mostra proprio il valore dell'artigianato, il valore della qualità, il valore dei prodotti da una parte, dall'altra crea un movimento di turismo eccezionale perché in pochi giorni noi abbiamo a Cison, un piccolo paese, oltre 420.000 presenze. Direi che in nessun posto c'è un'attrazione del mestiere, perché l'artigianato è un mestiere, che porta tanta gente. I primi 100 giorni da Presidente della Camera di Commercio, i progetti? I primi 100 giorni sono stati molto intensi, sono intensi perché siamo impegnati con una riforma degli enti camerali, sono impegnato a conoscere il territorio di Belluno che si sposa benissimo con Treviso perché c'è direi una continuità dal punto di vista della produzione con il quartiere del Piave e il Feltrino e poi abbiamo un'eccellenza nel bellunese che è quella dell'occhialeria, che c'è praticamente il fulcro del mondo dell'occhialeria, lo troviamo a pochi metri da casa. Abbiamo le montagne che sono direi stupende, i campionati del mondo nel 2021 di sci che ci saranno a Cortina, quindi crescerà l'economia bellunese ma anche l'economia trevigiana. So che ci sono imprenditori trevigiani che stanno lavorando proprio perché questa grande manifestazione riesca e porti nel nostro territorio quindi quella ricchezza e quel valore che noi come imprenditori trevigiani abbiamo saputo cogliere e sfruttare e renderla sempre più grande. Quindi la Camera di Commercio è a fianco di questi imprenditori e siamo a fianco di tutte queste iniziative, Artigianato Vivo in particolare.